È caccia al pirata della strada che nella tarda serata di sabato in via Cesaretta a Cittadella ha investito Gabriella Beltramello, 73 anni, ex infermiera dell'ospedale cittadino. La donna, dopo una notte di agonia, è spirata domenica mattina. I carabinieri della compagnia di Cittadella in queste ore stanno visionando tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della zona per cercare di raccogliere elementi utili ad identificare l'investitore che si è dato alla fuga senza nemmeno prestare soccorso all'anziana. Il corpo di Gabriella Beltramello, ferita a terra, è stato notato da un passante che ha subito allertato il 112. Secondo i militari dell'Arma è altamente improbabile che la persona alla guida non si sia resa conto di aver investito una donna. Gabriella Beltramello stava tornando a casa dopo essere stata dal figlio con i nipotini. Poche pedalate ancora e sarebbe arrivata a casa dove l'aspettava il marito e l'altra figlia. L'impatto con l'auto pirata è stato così violento da provocarle ferite gravissime che poi l'hanno portata alla morte.